Terza corsa, confronto sul doppio chilometro, cavalli di 4 anni, Chanel DVS, Clio degli Ulivi, Cantera, Catalina, Carbonella e Ines Duberil, ritirata Calendula par, favori per Catalina in chiusura, numero 4, macchina che accelera. E vediamo in partenza tentativo di Cantera di assumere l'iniziativa. Conquista il comando Cantera, all'esterno si accoda subito Ines Duberil, poi in terza posizione è andata Carbonella, che poi continua nella sua progressione, va all'esterno Carbonella, mentre Cantera continua a guidare, completa i primi 200 metri di gara in 15,4 e davanti alle tribune però c'è Catalina che passa a condurre mentre sbaglia numero 3 Cantera. Cantera squalificato. Catalina quindi passata a condurre dopo 400 metri di gara. L'errore di Cantera lascia Ines Duberil in seconda posizione, poi Chanel DVS che precede Carbonella e Clio degli Ulivi che è in coda. 48 intanto per i primi 600 metri di gara, si arriva al completamento del mezzo miglio che Catalina percorre in 1,5 abbondante, 34,2 il secondo parziale, poi un 17,1. Ha decisamente preso in mano Federico Esposito con Catalina, tanto c'è tentativo di Clio degli Ulivi che si riprende da un brevissimo errore e viene in avanti dopo i primi 1000 metri di gara in 1,22,7, andatura davvero di tutto comodo per il momento per la favorita e battistrada Catalina. Sbaglia nuovamente Clio degli Ulivi, questa volta viene squalificato, restano quindi in 4 dei 6 iniziali. Al comando c'è Catalina, Ines Duberil in seconda posizione, poi Chanel DVS, Carbonella, non cambia nulla a 600 dal palo questi 4 incolonnati in fila indiana, poi prova a muovere dalla terza posizione Chanel DVS che viene via a 550 dal palo, cerca di superare Ines Duberil, mentre anche Carbonella prova a seguirla all'esterno. Si affronta la curva finale con in piena spinta ora Catalina, un parziale in 14,5, ora siamo al completamento della piegata, insiste Chanel DVS. Alla corda c'è Ines Duberil, la retta d'arrivo con Catalina in vantaggio. Ines Duberil che si lancia al suo interno, poi Chanel DVS e anche Carbonella finale con Catalina che vince facile. Secondo posto per il numero 6 Ines Duberil, mentre al terzo dovrebbe essere lungo la corda Carbonella, ma su Chanel DVS andiamo a rivedere le fasi finali. La vittoria netta per Catalina e Federico Esposito, il secondo posto altrettanto netto per Ines Duberil, mentre per il terzo è forse il numero 5 di Carbonella che soffia la piazza a Chanel DVS, ma è un arrivo da fotografia. Successo invece per la favorita Catalina, Federico Esposito, Eric Bondo per la scuderia Twister.